Presidente Leopoldo Desco, ti chiedo ancora qualche particolare per quanto riguarda adesso a questo punto il mondo dell'impresa. Io passerei anche alle problematiche quindi riguardanti l'energia. È un periodo molto complesso, tra guerra con l'Ucraina, i tagli del gas, ci sono un sacco di rischi soprattutto per le nostre imprese. Io vorrei chiederti che cosa realmente, che idee avete in campo voi? Che idee avete da chiedere quindi voi di Confindustria, per esempio, alla Regione Veneto o anche Confindustria a livello nazionale, proprio per cercare di sbloccare questa crisi che potrebbe mettere definitivamente in ginocchio le nostre aziende, dove alcune sono comunque energivore, inevitabilmente. Se la pandemia ha avuto un effetto di transizione digitale fortissima, se dove pensavamo di arrivare nel tema di digitale e pensavamo di farlo in 4-5 anni, ci siamo veramente riusciti in meno di un anno. Lo stesso effetto io spererei che avvenisse anche nella transizione invece energetica che stiamo vivendo. Cosa voglio dire? Spero che questo conflitto così disgraziato, così che Sì. privo di qualsiasi logica, ci sta facendo vivere, ci farà vivere in questo momento, lo stesso conflitto io spero che dia la stessa transizione, ma in un altro campo che è quello energetico. Se pensiamo al conto che dovremo pagare noi tutti, perché non parlo solo in questo momento di imprese, Sì. ma parlo di tutti i cittadini italiani, è un conto veramente molto salato e parlando di industrie addirittura insostenibile per diverse industrie, parlo ovviamente delle industrie energivore e gassivore, io penso che sia il momento di porre una politica energetica ben chiara perché questo conto che andremo a pagare sarà un conto, ribadisco, salato, un conto che sarà di 32 miliardi in più rispetto al Insostenibile. 2021, che è già stato un anno veramente complicato e difficile, un impatto serio per le nostre aziende, perché se pre-pandemia il costo energetico del gas si avvicinava intorno a un 4-4,2% per un'azienda, adesso si stima che al 2022 il costo energetico del gas andrà al doppio, cioè a oltre l'8%. Quindi questo ti fa capire come impatterà in maniera devastante anche sui conti delle aziende. Quindi dicevo, bisognerà munirsi e anche in fretta di una politica energetica chiara che non vada solo a trovare delle fonti energetiche alternative a quelle russe, ma vada anche a mettere delle fonti energetiche forti nel nostro paese per non essere più dipendenti da terzi paesi. Quindi io spero, mi auguro che si possa andare velocemente nel breve in quelle che sono le aree che possiamo portare avanti nel nostro paese, quindi parlo soprattutto di gas e di energie rinnovabili, e mettere anche a terra una politica energetica a più ampio Sì, termine che sia assolutamente. sicuramente un nucleare di quarta generazione che quindi ha tutte le sicurezze del caso per poterci quindi rendere ancora più autonomi e arrivare a un'autonomia spinta per tutto il nostro paese, ribadisco tutto il nostro paese e in particolare per le nostre aziende. Che dire, magari, perché purtroppo il nostro problema è ormai troppo vecchio e radicato, dobbiamo trovare una soluzione Però se assolutamente. non ora, se non ora quando? Se Giusto, non ora giusto, quando? giusto, veramente, Questo credo veramente. sia il momento giusto per affrontarlo in maniera seria e responsabile. Giustissimo, giustissimo.